Presidente, un'azienda che investe anche sul territorio e sull'educazione alimentare e anche sulla capacità di raccordare la filiera, diciamo, locale. Sì, il The Spar Festival è veramente un'iniziativa molto interessante perché mette al centro di questa settimana i sapori, ma anche i luoghi e le persone. In particolare con Despar c'è una forte collaborazione che ci ha permesso sicuramente di uscire da alcuni momenti di crisi, penso all'operazione che è stata fatta con Copca e Coop Operaie, penso al fatto che si tratta di un'azienda che continua a creare posti di lavoro in questa regione, ad aprire filiali, ha un importante budget di investimento in Friuli Venezia Giulia e ovviamente la collaborazione con le istituzioni ha portato anche a salvaguardare alcuni prodotti tipici e locali. Penso ad Adotta un peschereccio di Marano piuttosto che Adotta una latteria, ad esempio la latteria sociale di Castionze di Strada, che ci permette di mantenere appunto la qualità dei prodotti, di portarli però anche nella distribuzione, anche grande distribuzione, ma allo stesso tempo creare delle filiere corte.